Buonasera da Portoviro. La Regione Veneto ha messo a disposizione 10 milioni di euro per supportare micro, piccole e medie imprese riunite sotto forma di aggregazione. In particolar modo il progetto interessa i distretti del commercio e Portoviro, con l'assessore Tessarin, ha voluto spiegare ai tanti presenti nel salone della biblioteca comunale ex macello l'importanza di aderire a questo bando, che metterà a disposizione solo per il distretto di Portoviro fino a 400.000 euro. L'adesione ha tempi strettissimi e la richiesta dovrà essere fatta entro non oltre il 14 dicembre 2023. In caso di accettazione, e la conferma sarà data in aprile 2024, chi ha aderito potrà vedersi ridotte con il contributo regionale fino al 50% delle spese sostenute per acquistare nuovi materiali. La spesa che si potrà portare per usufruire dei vantaggi del bando è di taglio minimo di 15.000 euro. Per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell'offerta commerciale territoriale, si chiede che una parte a carico degli associati che aderiranno al bando possa essere destinata a promozione eventi fatti all'interno del comune. Questo contributo, sostenuto dall'assessore Tessarin, sarà completamente restituito entro e non oltre il 2025. Già nella prima serata hanno aderito 14 attività. Perché diamo a voi la possibilità di fare degli investimenti che sono strettamente legati alle vostre esigenze lavorative, rientrando per il 50% di questi investimenti, e vi diamo la possibilità, e ci prendiamo la possibilità come città di avere, attraverso il vostro contributo che vi viene restituito in toto, di creare eventi o gestire una programmazione anche sul lungo e medio periodo per dare alla città un nuovo passo. Quindi questo è quello che noi abbiamo intenzione di fare ed è qui che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quindi diventa veramente una collaborazione sinergica attraverso la quale voi riuscite con un investimento che sceglierete voi in base alla vostra esigenza lavorativa e darete tutti insieme una spinta alla città e all'amministrazione per garantirvi la possibilità di avere nuovi eventi, nuove situazioni che possono portare nuova linfa alla città, che arriva non soltanto dai cittadini di Portoviro, ma soprattutto, io in questa cosa credo molto, da quello che è tutto l'aspetto legato al turismo. Noi possiamo, con degli eventi che possono essere ripetitivi, quindi ripetuti nel tempo, creare una storicità che porti la città di Portoviro a raggiungere dei livelli importanti e ad attirare gente dalle città vicine, perché è vero che noi dobbiamo spingere per quello che è l'economia di vicinato, questo è vero, però sicuramente abbiamo bisogno di tutta la gente che viene dai paesi vicini e che dobbiamo in qualche modo attirare, quindi diventa veramente un aiutiamoci ad aiutarci.